Beh, è la Lega che ha lasciato me, ha scelto un altro candidato contro di me e quindi il risultato si è visto, insomma. Dopo una vittoria schiacciante per il rieletto sindaco di Santa Lucia di Piave è tempo di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e la prima stoccata è rivolta alla Lega Nord, rea, a suo dire, di non averlo sostenuto in questa tornata elettorale. Ma quel 61,43% ottenuto a fronte del 22,43% del diretto avversario Riccardo Sossai, appoggiato proprio dal Carroccio, cancella ogni polemica e per Riccardo Szumski è tempo di continuare un lavoro iniziato negli ultimi 5 anni. Dobbiamo realizzare queste opere che avevamo già messo in cantiere e che sarebbero realizzate nell'estate, autunno e lo faremo. Le ultime parole sono dedicate alla compagna Stefania Palù. Che mi ha sostenuto in questi anni, in questi mesi, in queste settimane, che mi ha aiutato e ha fatto sicuramente di me in questo percorso un uomo migliore e quindi ha dato a Santa Lucia una persona che era migliore di quella che era qualche anno fa.